A Lampedusa, per via del maltempo che ha investito il weekend tutta l'isola, le barche dei migranti mai rimosse dal molo Favaloro per via della mareggiata le ha trasformate in schegge impazzite. In tal senso il sindaco Martello ha dichiarato: chiederemo i danni all'Agenzia delle Dogane e al Ministero dell'Ambiente. Martello ha inoltre affermato nel suo comunicato stampa come la forte mareggiata che ha investito l'isola di Lampedusa nella giornata di domenica ha provocato quello che purtroppo temevamo sarebbe successo, che ho denunciato più volte. Le imbarcazioni dei migranti colpevolmente lasciate ammassate al molo Favaloro dalle autorità competenti con il vento di libeccio sono diventate delle schegge impazzite, provocando gravi danni all'interno del porto, alle altre barche ormeggiate e mettendo a rischio le persone che in quel momento si trovavano per mettere in sicurezza le loro imbarcazioni e i loro pescherecci. A questo si aggiunge il danno ambientale con detriti di ogni tipo che hanno riempito le nostre acque, i fondali e le nostre spiagge. Questa situazione, afferma Martello, è diventata inaccettabile. Sia chiaro, adesso non iniziamo a dire che la colpa è dei migranti. In questo caso la colpa è di chi dovrebbe smaltire velocemente quelle imbarcazioni, una volta giunte a Lampedusa, ad iniziare dall'Agenzia delle Dogane, che le prende in custodia quando vengono poste sotto sequestro dopo gli sbarchi. Anche nei mesi scorsi, afferma Martello, ho sollevato più volte la questione e grazie al Ministero dell'Interno era stato attivato uno straordinario intervento di rimozione e di smaltimento delle imbarcazioni, ma poi gli sbarchi sono proseguiti. La rimozione invece si è di nuovo fermata e il molo Favaloro si è trasformato ancora una volta in un cimitero galleggiante di imbarcazioni. Non sono più disposto, continua Martello, ad assistere a questo scempio ambientale. Se le autorità competenti non interverranno subito per rimettere in sicurezza l'area portuale e per ripulire le nostre acque, le spiagge e i fondali, e se contestualmente non si attiva un meccanismo in grado di smaltire automaticamente e costantemente le imbarcazioni dei migranti una volta giunte sull'isola, predisporrò un'ordinanza sindacale con la quale assumere direttamente in campo al Comune gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini, delle infrastrutture e del nostro mare. Al tempo stesso, conclude Martello, la nostra amministrazione comunale chiederà un risarcimento all'Agenzia delle Dogane e al Ministero dell'Ambiente per i danni determinati dal loro inaccettabile immobilismo.